Le Dolomiti saranno su prenotazione perché i passi sono ormai al collasso. Contro le code che creano smog, un sistema digitale che servirà a regolare i flussi viari. Lo annuncia il presidente della giunta regionale Luca Zaia, che dice il grande fratello può aiutare a programmare. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 19 ottobre 2022. La prima notizia del giorno riguarda la ZTL sui passi dolomitici. Estate o inverno il quadro è lo stesso, ci sono dei giorni in cui i passi delle Dolomiti sono al collasso. Che fare? Questa è la domanda posta dal presidente del Veneto Luca Zaia ieri a Palazzo Balbi a Venezia. Lo leggiamo sul giornale di Vicenza di oggi. Come risposta ha annunciato Zaia la firma di un protocollo d'intesa con province di Bolzano e Trento, Belluno e i ministeri delle infrastrutture per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, un protocollo della durata di 2 anni e che vale 30 milioni di euro. Ma a cosa serve? Ebbene, l'obiettivo sta già nel titolo del provvedimento. Dolomiti Low Emission Zone, cioè la promozione di interventi per ridurre le emissioni di anidride carbonica, un problema enorme collegato al grande afflusso di turisti che congestionano le strade locali e ne consegue appunto un'elevata emissione di CO2. Le Dolomiti rischiano di essere erose da un'altra concentrazione di inquinamenti che mette a rischio la stessa conformazione naturale dei luoghi e i valori di benessere e attrattività turistica, si legge nel documento. Zaia spiega che non si tratta della chiusura del traffico e lo stop dell'accesso alle auto quando c'è il grande afflusso ed è tutto intasato. Non è con queste misure che si risolve, stiamo parlando di un monitoraggio invece del traffico e della sua regimentazione, di parcheggi scambiatori, di intermodalità, insomma di riuscire a utilizzare tutti gli strumenti che il mondo digitale ci mette a disposizione, una sorta di grande fratello che potrà essere replicato in contesti di grande caos e dove va garantita la massima tutela ambientale. Sarà un modello unico a livello internazionale, progetto innovativo quindi in funzione delle Olimpiadi invernali del 2026. La notizia anche sui quotidiani del gruppo Gedi, dove il titolo è ZTL sui passi delle Dolomiti, la novità dall'estate 2024. Per salire con la propria auto sarà necessario essere muniti di prenotazione online. Così scrive Francesco Dalmassa appunto sui quotidiani del gruppo Gedi. C'è la foto del passo del Pordoi con il parcheggio pieno di auto. Per questo motivo sarà introdotta la ZTL per transitare dall'estate 2024. Per salire con la propria auto sui passi dolomitici del Pordoi, del Campolongo, del Gardena e del Sella sarà necessario essere muniti di prenotazione online. I valichi diventeranno ZTL, cioè zone a traffico limitato, raggiungibili solo se avranno parcheggi disponibili. È una delle novità del protocollo di intesa tra i ministeri delle infrastrutture e dell'innovazione tecnologica, le province autonome di Bolzano e di Trento, la provincia di Belluno, per la costituzione della Dolomiti Low Emission Zone, quindi appunto quello di cui si parlava e si parla anche appunto sul giornale di Vicenza, sugli altri quotidiani locali di oggi. Azioni di sostenibilità in preparazione di quelle che dovrebbero essere le prime Olimpiadi sostenibili Milano Cortina 2026. Per allora i tornanti delle statali che conducono ai passi saranno accompagnati da lunghi tratti di piste ciclabili e a valle dovrebbero materializzarsi i parcheggi scambiatori dove lasciare l'auto e salire sulle navette elettriche. Già per l'estate prossima saranno installati all'inizio dei tornanti dei 4 passi i portali digitali che permetteranno l'accesso in auto o in moto, portali che saranno operativi dall'estate 2024. L'obiettivo del sistema, la cui introduzione ha entusiasmato i ministri Colau della digitalizzazione e Giovannini dei trasporti, è utilizzare al meglio le risorse digitali disponibili per monitorare e gestire il traffico sui passi, abbassando le emissioni di CO2. Spiega anche qui il presidente della regione Veneto Luca Zaia: vogliamo ridurre l'inquinamento senza chiudere i passi dolomitici, ponti tra le valli alpine, però appunto non si capisce bene come questo si coniughi insomma con la ZTL, quindi la necessità di avere una prenotazione online. Vedremo nei prossimi giorni un po' meglio come funzionerà questa zona delle Dolomiti a basse emissioni, zona a traffico limitato. Nel frattempo voltiamo pagina e parliamo di Zaia Tax. C'è
Il primo scaricabarile. Zaia dice l'addizionale IRPEF solo se la chiedono tutti. La notizia sul Gazzettino di oggi. Il presidente della giunta regionale afferma di essere contrario alle tasse e si dice pronto a valutare l'indicazione delle categorie. Insorge il Partito Democratico e l'opposizione in Consiglio regionale, dicono è scaricabarile. Vanessa Camani, consigliera regionale del PD, appunto, parla di un teatrino inaccettabile. A chi governa la responsabilità di decidere. Ma chi dovrebbe decidere, appunto, invece, secondo Zaia, che aveva fatto circolare l'ipotesi di una nuova addizionale IRPEF, di un aumento delle tasse, quindi nelle settimane scorse, per poi però non presentare alcuna proposta concreta. Non c'è ancora il testo di questa nuova Zaia Tax, si sa solo che l'obiettivo è quello di raccogliere 300 milioni di euro in più di gettito fiscale. Vediamo sui quotidiani del gruppo GEDI la notizia: crisi e bilancio della regione, IRPEF aumento solo se c'è intesa, aiuterebbe i veneti in difficoltà. Questo il virgolettato di Zaia, che sta valutando di inserire l'addizionale IRPEF a sostegno appunto del sociale. Il 26 tavolo con le categorie economiche per discuterne. La tassa è pensata per chi ha redditi superiori ai 15.000 euro, si parla di un prelievo non superiore a 44 euro a persona questo nel primo scaglione IRPEF superiore ai 15.000 euro, appunto. Poi la tassa, l'addizionale, sarebbe progressiva e aumenterebbe appunto nei successivi due scaglioni. In sostanza, quindi, Zaia fa marcia indietro e dice che l'addizionale IRPEF in Veneto sarà introdotta soltanto se a richiederla saranno unanimemente tutte le categorie economiche e le parti sociali, altrimenti la regione si terrà il bilancio di previsione che ha pronto da mesi, e cioè quello senza tasse. Questa la posizione del presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, a proposito della ventilata riapplicazione dell'addizionale IRPEF, una tassa cancellata non da lui ma dal suo predecessore Giancarlo Galan, già presidente della regione Veneto, che appunto cancellò l'addizionale IRPEF nel 2009 e quindi a far data dalla dichiarazione dei redditi del 2010. Insomma, di reintrodurre l'addizionale IRPEF se ne è parlato al tavolo di partenariato con sindacati, categorie, lo scorso 30 settembre, ma ieri, a distanza di 2 settimane, durante il punto stampa a Palazzo Balbi, Zaia ha smentito che ci sia stata una proposta della regione. Sì, abbiamo mostrato una slide con l'ipotesi dell'addizionale come scenario, la prospettiamo tutti gli anni, ma io sono uno che non ama mettere le tasse. Così ha detto Zaia, che però non è escluso che l'addizionale possa essere reintrodotta, solo che ha posto una condizione molto netta: devono chiedergliela tutti unanimemente, il che significa che la decisione di tassare un po' di più i veneti sarebbe addebitabile non tanto all'amministrazione regionale, secondo Zaia, ma agli imprenditori e ai sindacati. Una posizione appunto che il PD ha contestato e, con le parole di Vanessa Camani, questo è uno scaricabarile. E in effetti ne ha tutta l'aria. Voltiamo pagina e chiudiamo con alcune notizie flash. La prima, l'ennesimo incidente stradale, BMW incastrata sotto un tir di legname, un altro morto sul tratto maledetto della 4. Questo è il titolo sui quotidiani del gruppo GEDI. Si parla della strage infinita nelle autostrade del Veneto, tamponamento ieri pomeriggio sulla Venezia-Trieste, la vittima è un manager udinese di 48 anni, la notizia da Portogruaro, appunto. Ancora un'altra flash: infiltrazioni mafiose, la criminalità organizzata in Veneto. Più che infiltrazioni ormai è il caso di parlare di presenza strutturata, radicamento, le mani dell''ndrangheta sui lavori all'Arena. Anche qui siamo sui quotidiani del gruppo GEDI, blitz della DDA con 3 arresti, manutenzioni sovraffatturate per evadere il fisco e far arrivare denaro alla cosca, in carcere l'imprenditore Chiavegato, sequestrati beni per 9 milioni di euro. La notizia appunto sui quotidiani del gruppo GEDI. Infine il sondaggio del Gazzettino di oggi, curato da Demos, Osservatorio sul Nord-Est. Manodopera, si parla di lavoro e immigrazione, solo il 27% accetta più immigrati. Dal 2008 in calo le nascite e anche la disponibilità
accogliere nuovi lavoratori stranieri, contrari soprattutto giovani e anziani a bassa scolarità, picco di favorevoli tra gli elettori PD, il 51% dice che nei prossimi anni il numero di immigrati deve crescere per rispondere alla carenza di manodopera locale. Interessante il fattore anagrafico: tra i giovanissimi è bassissima la percentuale di persone che risponde di sì al fatto che nei prossimi anni appunto debba crescere il numero di persone immigrate in Italia per rispondere alla carenza di manodopera locale. La fascia d'età più favorevole a questo scenario è quella invece tra i 55 e i 64 anni. Bene, per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.